Buonasera a tutti. Stasera siamo con il professor Fulvio Conti, che ha scritto questo bellissimo libro, Massoneria e fascismo. Massoneria e fascismo. Metto qui a fuori telecamera. Il sottotitolo Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge. Edito da Carocci, uscito dalla collana delle Frecce. È un libro che parla del fascismo e del complicato rapporto che la massoneria ebbe con il fascismo e si divide in diversi capitoli. Parte dalle origini, dai precordi di Mussolini, nel senso che Mussolini prima di diventare fascista era socialista e quindi vediamo il rapporto che Mussolini aveva con la massoneria, volendo espellere i massoni dal Partito Socialista Italiano. Quindi è, primo capitolo, un'antica avversione, Mussolini socialista alla massoneria, contro il popolarismo, socialisti e massoni, che ci furono socialisti, massoni e massoni anche tra socialisti, il congresso di Ancona, dove si votò per l'espulsione dei socialisti, poi verso la guerra. Poi da Sarajevo a Versailles, anche nella seconda guerra mondiale, massoneria nella grande guerra, una grande beffa mefistofelica, noi che la guerra maledivamo, il fronte interno, il congresso di Parigi e il ritorno di Nathan, la fronda dei bissolatiani milanesi alla ricerca di una nuova centralità politica. Poi, nel turbine della Grande Guerra, a Fiume con D'Annunzio e Biennio Rosso. Noi su questo canale abbiamo parlato spesso di D'Annunzio, presentando i libri di Eugenio Di Rienzo, però non abbiamo mai toccato l'aspetto massonico anche per quanto riguarda Fiume, e ne parleremo dopo con il professore. Poi Domizio Torrigiani alla guida del Grande Oriente d'Italia, o Fiume o Morte. Dopo il terremoto politico del 1919, la minaccia dei rossi e dei bianchi. Poi anche noi ci mischiamo troppo di politica contingente, la massoneria fra Nitti e Giolitti, la tisi rivoluzionaria, la seduzione fascista da Piazza San Sepolcro alla marcia su Roma, o nel fascio, nella massoneria, la messa al bando delle logge, le elezioni politiche del 24, e poi la massoneria la sbarra quando viene proprio legiferato anche contro la massoneria, che dorme, si risveglierà soltanto nel secondo dopoguerra. Io darei la parola al professore che insegna all'Università degli Studi di Firenze per introdurre il suo lavoro e poi andiamo più nello specifico, insomma, sulle domande più specifiche. Prego. Grazie intanto per questo invito, per l'opportunità di questa chiacchierata. Ma io mi sono occupato di storia della massoneria, soprattutto dei rapporti fra massoneria e politica, massoneria e sfera pubblica, da tanti anni. Ho incontrato la massoneria fin dall'inizio del mio percorso di studi sulle democratici, repubblicani, garibaldini, mazziniani del secondo Ottocento e poi a via andare fino a inoltrarmi nel Novecento. Feci un primo volume grosso, insomma, con il Mulino che uscì nel 2003, che si intitolava Storia della massoneria italiana dal Risorgimento al fascismo. L'ultimo capitolo, diciamo, condensava quello che poi ho deciso di trattare in questo nuovo libro. Da allora sono passati 22 anni, perché fare un altro libro? Perché prima di tutto sono venuti fuori in questi anni nuovi documenti, nuovi materiali d'archivio che all'epoca non avevo avuto modo di vedere, uno dei quali, un nucleo dei più importanti è l'archivio dell'ultimo Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Domizio Torrigiani, che i familiari hanno, gli eredi, familiari insomma, gli eredi hanno deciso di donare all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, attorno al 2010, con delle cose molto interessanti, più altre robe che sono emerse dall'Archivio Storico del Grande Oriente d'Italia, che all'epoca non avevo avuto modo di vedere, altre ancora. E poi perché, insomma, la questione storiografica è rilevante, secondo me è un tema importante, è un tema anche, come dire, narrativamente interessante da raccontare, perché, insomma, ci sono tanti personaggi che cambiano posizione, tante cose ambigue, contraddittorie,
è un invito alla ricerca per uno storico. È una storia, come dico in fine dell'introduzione, e poi come viene riportato nella quarta di copertina, una storia complicata e complessa, non riducibile a interpretazioni univoche, a cui bisogna avvicinarsi senza tesi preconcette, senza pregiudizi e senza nemmeno farsi, come dire, respingere dalla presunta difficoltà di studiare un tema come la massoneria. Cioè, qui i personaggi di cui stiamo parlando, anche tu hai avuto modo di leggere il libro, sono i personaggi della storia italiana, cioè noi li troviamo in tante altre vesti, quindi non ci sono robe esoteriche, non si parla di questo. E quindi, insomma, è un tema alla portata di ogni lettore curioso di vedere quelle vicende molto importanti della storia italiana con una chiave di lettura diversa. Capire, vedere che alcuni di quei personaggi che hanno giocato un ruolo determinante nelle vicende sociali e politiche di quegli anni, molti di loro erano anche massoni. eh. La massoneria non è la spiegazione del tutto di quello che succede, ovviamente non può esserlo, le appartenenze sono molteplici, però c'è anche quella e secondo me vale la pena di essere indagata. Valeva la pena di essere indagata, non so se ci sono riuscito, però insomma è stato un tentativo per me anche interessante. Va bene. Allora, Mussolini è antimassone sia da socialista sia da fascista. Quindi la costante antimassonica di Mussolini, che dava troppo peso alla massoneria, troppa importanza rispetto a quello che era. Perché poi vediamo questo filo rouge, insomma, che attraversa Questo i decenni. fil rouge che però a un certo punto si interrompe, cioè nel senso che Mussolini, un uomo politico spregiudicato, sicuramente con un fiuto politico importante. Nel 14, quando era ancora socialista, anzi uno dei dirigenti del Partito Socialista, ricordiamo che dirigeva l'organo ufficiale del partito, l'Avanti, su posizioni massimaliste, al congresso di Ancona riuscì a far fare dal congresso quello che non erano riusciti a fare negli anni precedenti alcuni socialisti, diciamo, antimassoni, su posizioni antimassoniche, attraverso, guarda caso, dei referendum interni al partito che avevano espresso posizioni contrarie alla massoneria, ma non avevano raggiunto il quorum degli iscritti, perché molti socialisti di rilievo e una larga base dei militanti erano membri della massoneria, cioè per loro in quel momento essere socialisti e massoni non era in contrasto. Tant'è vero che una delle esperienze politiche dei primi 15 anni del Novecento, l'età giolittiana, a livello locale erano state i blocchi popolari, le prime giunte di sinistra, possiamo dire, della storia d'Italia, repubblicani, radicali e socialisti, tenuti insieme spesso e volentieri dal collante ideologico e organizzativo della massoneria. Dopo la guerra di Libia, dopo il congresso di Reggio Emilia, c'è la fine di questa stagione, per i socialisti, la corrente massimalista rivoluzionaria, questo non può andare bene, bisogna rompere con i partiti affini, come venivano chiamati, il campo largo non va più bene. E Mussolini si fa interprete di questa posizione con parole durissime e al congresso di Ancona nel 1914 riesce a far approvare dal partito non solo l'incompatibilità, la dichiarazione di incompatibilità fra l'appartenenza al Partito Socialista e alla massoneria, ma anche la cacciata, la decisione di cacciare i massoni. E il dibattito congressuale è molto, molto bello, molto ricco, anche perché ci sono alcuni socialisti, penso a Giovanni Lerda, che era deputato, che era un socialista massimalista anche lui, che gli dice a un certo punto tu non sei un dio, dice a Mussolini, però in quel momento soccombono e questo sarà molto importante anche per il dopoguerra, per il primo dopoguerra.
perché nel nuovo scenario politico si è chiusa un'opportunità per la massoneria, cioè dopo avremo uno dei due forni, diciamo, che è chiuso. Quello socialista non solo non ci si può più collaborare, ma diventa una minaccia, diventa una preoccupazione, perché nel frattempo il massimalismo si è ulteriormente radicalizzato, c'è stata la rivoluzione russa, c'è stato il fare come in Russia, come slogan del biennio rosso del 19-20, e quindi le cose poi cambieranno. E anche Mussolini però sarà da un'altra parte in quel momento. Va bene, andiamo alla seconda domanda. È appoggio massonico al fascismo che ci fu incontestabilmente e pertanto anche una incomprensione da parte dei massoni del fenomeno che poi in un secondo, cioè, li avrebbe travolti pochi anni dopo, li avrebbe travolti, insomma. Allora, Quello è molto da... Prego. è una questione, appunto, una questione non semplice, una questione complicata, però è, come dire, vede nella massoneria una sorta di cartina di tornasole di quelle che sono le posizioni di una parte della piccola media borghesia italiana di matrice anche risorgimentale, che si era riconosciuta poi nel 14-15 nelle posizioni interventiste. Cioè la guerra ha rappresentato una grande cesura da questo punto di vista. Se noi andiamo a leggere alcuni discorsi, alcuni scritti, per esempio, di Ernesto Nathan, che io riporto nel libro, Nathan è un democratico repubblicano, è cresciuto, come dico così, un po' scherzando, ma è anche vero, è cresciuto sulle ginocchia di Mazzini e ha delle posizioni fra il 17, il 19, il 20, il 21, ormai come dire, che non si distinguono da quelle dei nazionalisti più estremi. La massoneria, imbevuta di retorica patriottica, si è spostata su posizioni che nel 19-20 non sono molto diverse da quelle del movimento fascista delle origini. In più ci sono altri aspetti. Allora, il Partito Socialista non è più un'opzione, ok? Dall'altra, l'altra grande novità che spaventa i massoni italiani più ancora del socialismo massimalista e bolscevico è la nascita del Partito Cattolico. Dal gennaio 19 c'è il Partito Popolare di Don Sturzo, e se noi andiamo a leggere i documenti, i materiali interni del Grand Oriente d'Italia, vediamo che c'è una preoccupazione enorme per quello che potrà fare il Partito Popolare. Il non possumus, cioè la linea di intransigenza della massoneria, soprattutto quella di Palazzo Giustiniani e Grande Oriente d'Italia, è non cedere sulla laicità dello Stato. E sarà su questo che poi andranno a rompere anche con Mussolini, a cui guardano come una soluzione intermedia, plausibile. No ai socialisti, no al Partito Popolare, il vecchio mondo liberale è in crisi, quello che resta dei partiti democratici, repubblicani, radicali, sta perdendo consenso e comunque molti di loro occhieggiano anche al Mussolini delle origini, e questo fa una buona parte della massoneria italiana, peraltro preoccupata di quello che sta succedendo nel Biennio Rosso, no? Le violenze, gli scioperi, le agitazioni, le occupazioni delle terre, le occupazioni delle fabbriche, l'assalto ai forni nel 1919. Insomma, tutto questo crea un grande scompiglio. Ci saranno alcuni, ci sono delle fronde, infatti, che per esempio la massoneria lombarda, milanese, che resta su posizioni più democratiche. C'è la questione di Fiume, c'è la questione della vittoria mutilata, e anche qui però delegazioni massoniche vanno a Parigi
Cioè ci sono personaggi che comunque esercitano un ruolo influente in questo momento. Faccio solo una piccola parentesi come dire, anche ricordare un aspetto importante che va detto. Io spesso dico massoneria in questo momento, però sono due ormai le massonerie. La massoneria si è divisa dal 1908 in due tronconi, il grosso, quello maggiore, è ancora quello del Grande Oriente d'Italia, cosiddetto di Palazzo Giustiniani, perché a Roma aveva la sua sede a Palazzo Giustiniani. L'altra obbedienza, che è su posizioni più moderate, meno avversa anche al mondo cattolico, ha preso il nome di Gran Loggia d'Italia, detta anche di Piazza del Gesù, perché mette la sua sede a Roma a Piazza del Gesù. Attenzione, non nello stesso palazzo che avrebbe ospitato nel secondo dopoguerra la Democrazia Cristiana, ma in un palazzo accanto, comunque in quella stessa piazza. La cosa curiosa è che nel secondo dopoguerra si sarebbe usato spesso l'espressione Piazza del Gesù o Botteghe Oscure per indicare la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, ma Piazza del Gesù indicava anche un'obbedienza massonica. Certo, è interessante pure il fatto che Palazzo Giustiniani, dalle carte, sembrerebbe legalmente ancora della massoneria, insomma, credo che abbiano ragione, insomma, che è stato estolto, gli è stato E estolto. qui tocchiamo Eh, effettivamente un nervo scoperto e un oggetto ancora di contenzioso giuridico da parte del Grande Oriente d'Italia. Perché che cosa succede? Quando il fascismo, poi alla fine della storia che racconto nel mio libro, rompe definitivamente con la massoneria, fa una legge per mettere a bando le obbedienze massoniche, si preoccupa anche di trovare il modo per requisirne i beni. Dopo aver assaltato le sedi nel 24, nel 25, alla fine sciolto con la legge, costretto allo scioglimento le obbedienze massoniche, trova un escamotage anche per impossessarsi della sede di Palazzo Giustiniani. Come fa? In sostanza, all'inizio, fra fine 25 e inizio del 26, viene approvato un decreto del governo in cui si dice che quegli immobili alienati dopo la legge sulla tutela dei beni culturali del 1909 dovevano prevedere la prelazione da parte dello Stato. In questo caso non era stata esercitata e contestualmente il Ministero della Pubblica Istruzione dice no, fermi tutti, la facciamo ora. Quel decreto dà la possibilità anche ex post di esprimere una prelazione, lo prendiamo noi, Stato, demanio, e lo paghiamo. Fu pagato una cifra però relativamente irrisoria rispetto al valore dell'immobile, ma soprattutto quello a cui ancora oggi, contro cui ancora oggi si appellano i massoni del Grande Oriente d'Italia, è che fu una decisione forzata, coartata di fatto con la violenza, fu una decisione, non fu un atto siglato da un notaio, ma non dietro al quale ci stava l'esercizio di una violenza. Successivamente, nel secondo dopoguerra, peraltro per una ventina d'anni ci sono tornati anche più, sarebbero tornati a rioccuparlo, lo stabile passato nel frattempo, come sappiamo e come è ancora oggi, nel complesso delle proprietà del Senato della Repubblica. Alla fine ci sarebbe stata una promessa da parte di Spadolini quando era presidente del Senato di destinare uno spazio all'interno di Palazzo Giustiniani per la realizzazione di un museo storico della massoneria italiana, quindi lasciare una traccia di quella che, insomma, di questa storia importante, però alla fine
deceduto Spadolini poco dopo di quella promessa, magari non messa per iscritto, insomma, rimasta un po' così, non si è fatto più nulla. Però ancora oggi ci sono ricorsi, addirittura che sono arrivati anche alla Corte europea, quindi stiamo a vedere. Va bene, andiamo al dibattito parlamentare che riportato ampiamente nel libro, al momento dell'abolizione della massoneria. E quello è molto interessante, anche Croce, insomma, ha preso parte al dibattito, specialmente al Senato, dove la nomina della legge, quindi erano più liberi, insomma, ci fu un importante dibattito. E Eh sì, questo devo dire è molto bello. Anche questo, per esempio, questo è uno dei temi anche delle tante questioni che mi avevano lasciato un po' con la voglia di ritornare a parlare di questo argomento, perché nel libro precedente avevo potuto, per necessità, dovendo fare una sintesi, liquidare quel dibattito parlamentare in 2 o 3 pagine. È un dibattito strepitoso, veramente, veramente interessante. Tu hai detto del Senato, ma allora, prima ancora quello alla Camera fu di grande qualità, di grande rilievo. Allora, diciamo che dopo come dire, dopo l'assassino Matteotti, la posizione, soprattto del Grande Oriente d'Italia, è di una sposare nettamente una linea antifascista. Quindi Mussolini decide di rompere gli indugi e di fare una legge contro le associazioni segrete, formalmente per mettere al bando le associazioni segrete. Ora, la massoneria non era mai di fatto, nella sua storia precedente, stata una vera società segreta. Le sue sedi erano relativamente conosciute, aveva una strutture nazionali, stavo appunto parlando di Palazzo Giustiniani, di Piazza del Gesù, i suoi dirigenti erano conosciuti e faceva una grande quantità di iniziative pubbliche, faceva una grande quantità di interventi, iniziative pubbliche, aveva una rivista, almeno aveva più riviste, ma per esempio un organo praticamente ufficiale, la rivista massonica. Se vogliamo oggi trovare la collezione più completa di tutte, dobbiamo andare alla biblioteca di Civiltà Cattolica dei Gesuiti, cioè comunque fonti a stampa. Detto questo, Mussolini ritiene di dover porre fine all'esistenza della massoneria, anche perché sapeva che ancora molti fascisti stavano dentro le obbedienze massoniche e nel momento in cui nel 25 comincia ad avviare la trasformazione dello Stato in Stato totalitario, questa di fatto è un po' un primo passo in quella direzione. E il dibattito parlamentare lo dimostra, soprattutto le posizioni, alcuni di coloro che intervengono al Senato, ma alla Camera maggio 1925 abbiamo il famoso intervento, l'unico intervento fatto in Parlamento di Antonio Gramsci. certo, È Antonio Gramsci, sì. l'unico intervento parlamentare che lo fa in questa occasione e suo malgrado, non dico che è costretto a difendere la massoneria, però va contro quella legge perché Gramsci intuisce che diciamo, quel passaggio è appunto quello che dicevo poco fa, una prima tappa verso la costruzione della dittatura vera e propria. E peraltro Gramsci, come poi gli succederà in tanti dei suoi scritti dal carcere, i quaderni, le lettere, in quell'intervento fa alcune affermazioni che poi sarebbero diventate una specie di riferimento obbligato anche per gli storici, specialmente per coloro che si sono avvicinati a questo tema da posizioni di sinistra. Massoneria uguale partito della borghesia. Gramsci dice la massoneria è stata l'unico vero partito della borghesia italiana dall'unità in poi. E coglie indubbiamente un aspetto importante, una verità o almeno una mezza verità, nel senso che
in Italia dopo l'unità non ci sono stati partiti borghesi. Gli unici veri partiti che si formano, i primi, come sappiamo bene, sono il Partito Socialista, sono partiti di sinistra, il Partito Radicale nel 1890, il Partito Socialista nel 1892 e il Partito Repubblicano nel 1895. Non c'è un partito liberale, però è una mezza verità perché di fatto la massoneria, in questo caso parlo soprattutto del Grande Oriente d'Italia, non esprime posizioni univoche, no? Non si riconosce nel programma di un partito, quanto piuttosto in questo progetto, oggi appunto potremmo chiamarlo di fronte largo, mettendo insieme queste varie componenti della sinistra. E poi non era un partito della borghesia capitalistica, la massoneria era soprattutto una borghesia piccola e media, commerci, impiegati, insegnanti, professionisti, avvocati e anche tanti medici, ma non solo o non tanto i medici primari e ordinari all'università, quanto i medici di base, che identificavano l'appartenenza alla massoneria anche in un vessillo dei valori della scienza, della difesa dei valori laici, eccetera, eccetera. Alla Camera interviene anche uno dei più grandi storici del tempo, Gioacchino Volpe, con posizioni nette, fra l'altro dice delle cose relative al Risorgimento, perché in quel momento, sotto attacco, in quel modo, la massoneria cerca di lucidare gli argenti, aprire le vetrine e dire guardate, noi, Garibaldi, De Pretis, Crispi, noi abbiamo fatto il Risorgimento, se non c'eravamo noi, il Risorgimento non si sarebbe fatto. E Volpe ha invece, come dire, facile ragione a dire, guardate, nel Risorgimento, quando c'è stato il Risorgimento, voi non c'eravate. E dice, coglie sostanzialmente un dato da un punto di vista storico, un dato di fatto che dal punto di vista storico è corretto. Mm, Nel periodo dal Congresso di Vienna all'Unità, la massoneria fu dissolta anche in quel tempo e non essendo una vera società segreta, scomparve, salvo ricostituirsi proprio al momento dell'Unità d'Italia. Al Senato c'è un dibattito molto bello, molto importante, come intervengono pezzi grossi, appunto Benedetto Croce, che alla fine si astiene sul voto. Croce si astiene perché dice, beh, da una parte lui è contro la massoneria da sempre, riconosce che andare contro le associazioni segrete è giusto, però lucidamente in quel momento capisce che quello è parte di questo disegno autoritario, no? Di andare verso il precipizio della dittatura. Chi esprime una posizione ancora più netta è Edoardo Ruffini, il grande giurista torinese, già fatto oggetto di contestazioni nelle sue elezioni a Torino dai fascisti. Fra l'altro fu difeso in alcune di queste occasioni da un gruppo di giovani che poi sarebbero diventati grandi figure del Partito d'Azione, Norberto Bobbio, Alessandro Galante Carrone, Massimo Mila, insomma, eh, e anticipa in questo discorso i temi che poi avrebbe affidato pochi mesi dopo a un libro, Diritti di libertà, che sarebbe uscito nelle edizioni di Piero Gobetti. Però ovviamente a quel punto il Parlamento è il Parlamento eletto dalla legge, con la legge Acerbo, è il Parlamento eletto con le elezioni del 1924, è un Parlamento che registra queste voci di dissenso, ma la stragrande maggioranza appoggia la proposta di Mussolini. Ruffini che non votò, ricordiamo gli spettatori che non votò, non prestò giuramento e si dimise dall'università. Lui è il Uno dei dei pochissimi, 12, dei è 12. uno dei 12 che si rifiutò di giurare al fascismo e uscì dall'università. Certo.
La domanda la successiva era la massoneria e delitto Matteotti. Poi andiamo, perché questo qua è molto importante, insomma, il dibattito interno della massoneria. Beh, qui La posizione, pure, insomma, la posizione della massoneria sul qui delitto. lo abbiamo un Che pochino. l'abbiamo già preso in considerazione. Siamo andati un pochino al dopo, qualcosina abbiamo già detto. Sì. Quella è una delle pagine, come dire, piena di ambiguità, di contraddizioni, di questioni difficili da spiegare e da capire e da spiegare. Colui che guida il gruppo degli assassini di Matteotti è Amerigo Dumini, fiorentino, iniziato in una loggia massonica di Firenze, in una delle più importanti logge massoniche di Firenze, la Concordia, nel 1921. Da lì passa poi, che era del Grande Oriente d'Italia, da lì passa a Piazza del Gesù. Insieme a lui in quella macchina ci sono altri massoni. Mm? Il giornale Il Popolo del Partito Popolare riuscì a raccogliere documenti e a denunciare il sequestro e l'assassinio di Matteotti come un'operazione nata nel mondo massonico. Al tempo stesso, quel Dumini che però aveva fatto campagna elettorale nel 21 per Giuseppe Meoni, Gran Maestro aggiunto, numero 2 del Grande Oriente d'Italia, repubblicano, direttore del Messaggero, su posizioni democratiche. È un intreccio strano, no? È un intreccio che si fa fatica a comprendere, ma del quale occorre tener conto. Dall'altra parte, il leader dell'Aventino, dell'opposizione contro Mussolini, è Giovanni Amendola, massone del Grande Oriente d'Italia, massone importante, influente, teosofo, eccetera. Alla massoneria appartiene Cesarino Rossi, il braccio destro di Mussolini, l'autore poi di quel memoriale verrà ad essere stampato alla fine dell'anno, dopo essere passato attraverso le mani del Gran Maestro Torrigiani per renderlo pubblico, per cercare di smascherare Mussolini. Domizio Torrigiani che in quell'estate del 24 se ne va in Francia per incontrare i nipoti di Garibaldi, Sante, Peppino Ricciotti, per cercare di organizzare un impossibile, improbabile colpo di mano antifascista in Italia. Fra l'altro, uno di loro, Ricciotti, era già di fatto, faceva una specie di doppio gioco. È una partita, ripeto, complessa, ma ho fatto soltanto alcuni nomi, che mi sembra però confermi l'interesse di studiare e di conoscere in queste vicende il ruolo svolto dalla massoneria. Cioè Dumini, l'assassino di Matteotti, era anche massone. Amendola, il capo dell'Aventino, era anche massone. Cesare Rossi, il braccio destro di Mussolini, era anche massone. Ok? Quindi tutto questo si tiene. Faccio un altro esempio andando a ritroso. 1920, settembre 1920, il patto che mette fine all'occupazione delle fabbriche a Torino viene firmato, il Lodo Giolitti, da Arturo Labriola, ex socialista, sindacalista rivoluzionario, massone del Grande Oriente d'Italia, e da Olivetti, segretario della Confindustria, massone pure lui. Non, mm, cioè io non dico la massoneria in questo caso ha fatto il lodo Giolitti, però il fatto che questi due condividessero certi circoli, certe frequentazioni, certi rapporti, che fossero in qualche maniera sensibili a una lettera, a una missiva che gli poteva arrivare dal rispettivo Gran Maestro, dai vertici, questa è una struttura anche verticistica. eh, e tutto questo, secondo me, meritava di essere
conosciuto, messo in luce e spero anche che possa entrare nelle riflessioni e nelle ricerche di altri studiosi che affronteranno quel periodo, oltre che, spero, anche incuriosire qualcuno che ascolta questa nostra chiacchierata. Certo, l'ultima domanda, se mi permetti. Alberto Beneduce, che era massone e poi divenne uno del massimo artefice economico del fascismo, insomma, è un paradosso pure. Poi anche questo, appunto, si inserisce pienamente in questa storia. Beneduce non è un massone di secondo piano, in alcune parti del libro, specialmente nel 17, nel 19, fa parte della giunta del Grande Oriente d'Italia, va in missioni importanti a Parigi al momento delle trattative di pace, va in missioni importanti con gli altri membri delle massonerie dei paesi alleati per costruire le premesse della pace, riunioni fra l'altro nelle quali si gettano anche le basi di quella che sarà la Società delle Nazioni, antesignana dell'ONU attuale, socialista riformista, bissolatiano, e però poi dopo lo ritroviamo in posizioni di grandissima rilievo nel periodo fascista, a cominciare in istituzioni economiche, a cominciare dal 25-26, è il grande mediatore per far arrivare in Italia i crediti, i prestiti americani all'epoca del Credi-Op, eccetera. Nel 1933 lo ritroveremo alla guida dell'IRI, quindi figura di grande rilievo. Cioè Mussolini, come dire, Mussolini aveva un'idea chiara e precisa che era quella di eliminare le istituzioni massoniche, le obbedienze, le strutture. Poi era in grado di riconoscere la qualità, e l'utilità che poteva venirgli da alcune figure rilevanti del mondo massonico. E da questo punto di vista non si faceva certo scrupoli e problemi, così come alcuni di questi personaggi, come dire, alcuni restarono coerenti fino alla fine e pagarono con l'esilio o pagarono addirittura con la condanna al confino, con la carcerazione e la condanna al confino, il loro voler continuare ad essere massoni, democratici, antifascisti. Altri si piegarono a soluzioni più di comodo, più di convenienza. Va bene, quindi abbiamo detto tutto, insomma. L'unica cosa, anzi, una domanda che stava, poi chiudiamo. Fiume, la spedizione Fiume, quella che interessava è quella, siccome abbiamo parlato spesso sul canale, insomma, qui. E qui, anche qui abbiamo un ruolo della massoneria indubbiamente molto significativo. Tu hai letto il volume, avrai visto che, come dire, questa è una parte anche che altri studiosi hanno avuto modo di indagare in opere recenti. Abbiamo avuto il centenario in anni ravvicinati e c'è stata una grande fioritura di studi. Ehm, insomma, le carte dimostrano che ad organizzare un po', a dare una mano significativa ad D'Annunzio nell'organizzazione della spedizione, della marcia dei legionari, ci furono logge massoniche di Trieste, del Triveneto, della zona dalmata, e che la massoneria fu in prima linea nel sostenere l'impresa. Non solo il governo Nitti era assolutamente consapevole di questo, tant'è che individuò nel Gran Maestro del Goi, Domizio Torrigiani, l'interlocutore da mandare a Fiume a trattare con D'Annunzio. E ci sono appunto questi documenti, questi verbali anche delle riunioni
degli organi esecutivi del Grande Oriente, quando ritorna Domizio Torrigiani, riferisce degli incontri avuti con D'Annunzio, dà un sostegno notevole. Non si fanno cifre, ma il Grande Oriente e anche la Gran Loggia d'Italia danno soldi, danno aiuti a D'Annunzio, si impegnano anche per favorire l'arrivo di derrate a Fiume, insomma, quindi un ruolo indubbiamente importante, che si ferma dove però? Si ferma nel momento in cui D'Annunzio comincia a ventilare l'ipotesi che dalla marcia su Fiume, se non ottiene quello che desidera, si possa passare a una marcia su Roma, ante litteram, e a quel punto si possa cioè far partire da lì una sedizione rivoluzionaria contro il governo. E allora lì vediamo nitidamente un aspetto che caratterizza la storia della massoneria allora e anche in precedenza, cioè il suo essere tutto sommato un'istituzione legittimista che si riconosce che si riconosce nelle posizioni del governo, che difende il governo. Ovviamente il governo ancora liberale, liberal-democratico, poi non certo quello fascista. E ci sono, soprattutto anche dopo il Natale di Sangue, c'è una corrispondenza. Il Natale di Sangue il 25 dicembre del 1920, quando l'esercito italiano fa applicare gli accordi, il Trattato di Rapallo che aveva firmato Giolitti, e va lì a cacciare nel sangue i legionari d'Annunziani. Domizio Torrigiani dice: avremmo preferito da D'Annunzio la stessa disciplina, lo stesso obbedisco che aveva pronunciato qualche decennio prima Garibaldi, cioè anche se era una scelta dolorosa, si doveva evitare, doveva essere D'Annunzio, secondo la massoneria, a dover evitare di far scorrere sangue fratricida. C'è anche D'Annunzio è un grande personaggio, è un grande testimonial anche ipotetico per una delle due obbedienze massoniche, c'è anche la lotta a chi gli mette per primo i paramenti massonici al collo. Sicuramente non ci riesce il Grande Oriente d'Italia, ci va vicino, forse ci riesce in questo qualche modo magari un po' semplicemente onorario, la Gran Loggia d'Italia, guidata allora da Raul Vittorio Palermi. Un altro personaggio di rilievo su cui vale la pena ancora di studiare, che varie fonti ci dicono aver avuto un ruolo importante alla vigilia della marcia, nei giorni immediatamente precedenti alla marcia su Roma, in questo caso, perché aveva alti, come dire, elementi dello Stato Maggiore, dell'esercito, fra i suoi affiliati. Insomma, una storia, come penso sia venuto fuori da questa nostra conversazione, che è, come dire, io credo anche interessante, consenta di vedere alcuni risvolti di alcuni personaggi che noi conoscevamo sotto una certa veste. Non è che gli togliamo quella veste lì, però vediamo che ne avevano anche un'altra. Certo, è stata una bella conversazione. Ricordo qui il libro, faccio vedere di nuovo, metto qui a favore di telecamera, Massoneria e fascismo, dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge, edito da Carocci ed è uscito quest'anno. Grazie, Mm, ringraziamo il professor Fulvio Conti e l'appuntamento alla prossima volta. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera, grazie per questo invito, per questa bella opportunità.